Picciotti di Sicilia a tutto tondo, tagliate chi c'è qua. Amore, taglia tua figlia, tale padre, tale figlia. Esatto. Ida se mangia cose dolci, io oggi ho puntato sul salato. Questa è la nostra tappa fissa quando veniamo a Palermo, perché Siamo qua... da Quartararo, amore. Brava diciamo. amore, tu mi hai anticipato, perché qua ti stavo dicendo da Quartararo troviamo tutto quello che ne serve, salato, dolce, primo, secondo e terzo, ma senza chiacchiere andiamo ad aprire tutte queste specialità siciliane. Amore, mangia tu gelato. 2, 3. Amoni andiamo. picciotti. Guarda amore, oggi ti faccio contento. Ti ho portato questo bel vassoio. Mangia amore mio, vai, oggi t'ammigno e cose grosse ma arricchio. Insegnate pure tu, importantissimo per i turisti. Questi sono i mignon. Sì. E questi sono i pezzi grandi, sono uguali però sono in forme più piccole, ok? Diamo delle informazioni. Questo è importante tecniche. perché i turisti quando vengono a essere preparati, c'hanno il pezzo piccolo, c'hanno a dire mignon, rossicceria mignon. Questi invece sono grandi e questo amore è lo spiedino palermitano. Ravazzata con la carne, caccia avemo l'arancino, o bufalino, camozzella di bufala. Qua amore guarda in questi pezzi poi c'è lo sfingione bianco di bagheria, chiscio calzone fritto. Ma qua c'è da impazzire, amore, non ci sono prodotti in tutto il mondo che li possono superare. Io lo so che ora siamo nel tuo reparto preferito. Già noi oggi cominciamo, gelo di anguria rossa siciliana che mi stai spartendo con mia figlia, ma qua ci sono tutte cose siciliane, cannoli, sfinge. Sì, ma questo esatto. lo assaggiamo in diretta, amore. Allora, uno papi. Vai. E uno amore mio, assaggio, E a amore. mamma quando? Mai? E a mamma poi ci diamo. Com'è? A mamma non glielo diamo, ce lo mangiamo noi soli, te amore mio, te. E qua siamo dai gelati, il reparto Ovviamente. gelati, c'è tutto, soprattutto sette vele e pisciacchio che sono i miei preferiti. Sì. Ma poi amore guarda, cassate al forno, dolcini secchi, qua si parla solo siciliano. Siciliano. Cosa vuoi amore mio? Digliela a papà, vuoi il cornettino di sfoglia? Un cornettino Sì. di sfoglia, qua c'è di tutti i gusti, ora papà te ne piglia uno e tu uno amore, guarda, questi sono pure prodotti da forno. Ma che Tu quale bella vuoi? vetrina. Pure la sfogliatella ti piace amore? Che è? Ma roba a sto posto, vero Ora amore? io mi prendo un bel conetto. Ah, cioè, ti piacciono queste cose soft ma golose, a parte queste belle le croce. torte con il gelo. Brava amore, vedi che sei intenditrice ormai, queste sono torte con l'anguria. E in una pasticceria ad hoc siciliana amore può mancare la cassata siciliana. Ovviamente Non no. può mancare, ora noi ce ne portiamo una da 2 kg, almeno 2 kg. Questo è il lato forno amore, vedi che c'è qua, vita piccina dice anche Vittoria, fai conto che stamattina qua era tutto pieno, già si capolero tutte cose. Certo, è Questo normale. pane fresco ma a momenti sarà di nuovo pieno, pane risfornato, quindi trovate sempre di tutto e di più. Ora l'amore mia ha scelto una torta che si vuole portare, vero amore? Faccio Fammi vedere a vedere, mamma. Qual è? fammi Qual è? vedere. Qual è? Questa di qua al pistacchio ha detto, vero amore mio? Al Sì, ma anche pistacchio. questa mousse. Mousse, rocher, mousse pistacchio. La vuoi amore? Sì, è crudetta. Fai una magia amore. Bibidi, bobidi, bu. Ora piccina fa una magia e tutte queste cose. Mi fai spuntare dentro la macchina amore. Così mi porto Queste? tutte pare. Dagli che so belle. Queste qua, tutte in Belle, macchina? belle amore. Pure quelli, fai una magia. Bibidi, bobidi, bui. In macchina di papi. Ti dicevo dal dolce al salato. Dal dolce al salato amore. Guarda qui, ci sono involtine, caponata, di tutto e di più. Qua ci sono pizze appena couscous, sfornate. Ma devi guardare qua. riso, Qua devi aspetta, guardare amore. aspetta, La cosa aspetta. principale è che sta a papà sto forno, c'è qua, fatta come faceva la nonna a casa. Visto? Quando passarono? 2 secondi, 1 secondo e mezzo. Sì, sì. Mezzo millesimo di secondo e già carrechino. Perché vuole fare una colazione salutare, come piccina da me, si prende l'arancia. Vero amore, com'è questa arancia? Fa profumo, vediamo odora. Odora? Bravo amore mio. Oppure come papà si picchia un bello caffè. Ma proprio che la tua colazione che andiamo bene a fare, in via Losone c'è un altro punto vendita. Quindi picciotti seguite i nostri video e i nostri consigli. Ciao picciotti. Ciao picciotto, papà si piglia caffè, piccina da me si mangia l'arancia. Bravo amore mio, sicilianetta mia. Mua.